Benvenuti a Pontelongo, una piccola comunità lungo un fiume che si chiama Bacchiglione. Siamo a 25 km di distanza da Padova, al centro di un triangolo composto da Padova, Chioggia, Adria, a 7 km da un luogo abbastanza abitato che si chiama Pieve di Sacco. Lo dice il nome, importante è il ponte, un ponte che è sorto e si è sviluppato per unire le due comunità che si sono sviluppate lungo le due rive. Oggi i ponti sono tre che collegano Pieve di Sacco con Adria, via ferrovia o via strada. Piccola comunità, ma storia piuttosto interessante e molto ricca nel tempo. 95 anni fa, più o meno, nel 1910 per la precisione, scendeva da queste parti una grande astronave che si chiama lo zuccherificio di Pontelongo. Possibile per due condizioni concomitanti. Da una parte le grandi proprietà terriere, soprattutto dei Dazzara e dei Melzi d'Eril, che garantivano la coltivazione della barbabietola, e dall'altra un fiume, e come tutti i fiumi, canale e strumento di comunicazione straordinario di trasporto delle merci. Meglio, non soltanto per il trasporto, l'acqua era fondamentale ed è fondamentale per la lavorazione della barbabietola all'interno dello zuccherificio. Il territorio di Pontelongo fu oggetto di attenzione ancora secoli prima dell'insediamento dello stabilimento dello zuccherificio a Pontelongo da parte di una famiglia patrizia veneziana, i Foscarini. I Foscarini arrivarono circa nel Cinquecento e qui costruirono la meravigliosa residenza, sede di villeggiatura, ma soprattutto centro di una vasta azienda agricola. Qui a metà Settecento Marco Foscarini, futuro doge, assieme al suo segretario Gaspare Gozzi, passeggiavano lungo queste vie, frequentavano il giardino e frequentavano le persone di questo paese e insieme progettavano la costruzione di un laboratorio, una fabbrica per la lavorazione del corallo, da collocare in una delle residenze della famiglia, non molto lontano dalla villa, sempre lungo il corso del fiume Bacchiglione. Mentre a Pontelongo un nobile veneziano si interessava e lavorava il corallo, la Serenissima Repubblica diventava per almeno 200 anni la capitale della produzione della canna da zucchero. La canna da zucchero è una pianta che viene sviluppata nell'estremo oriente, nella Nuova Guinea, gira poi per tutto il mondo ed approda sulle nostre tavole come regalo delle crociate. Con la fine del Settecento svanisce la Serenissima Repubblica e con la Serenissima Repubblica compare invece sulla scena europea un nuovo personaggio importante che si chiama Napoleone. Napoleone significa occupazione del continente europeo e scontro frontale rispetto all'Inghilterra. L'Inghilterra risponde con il blocco navale e pertanto impedimento dell'arrivo della canna da zucchero. Napoleone risponde a sua volta con il lancio di un nuovo prodotto ed è la barbabietola da zucchero. Anche in Italia, nell'Ottocento, inizia a espandersi il consumo dello zucchero. Un gruppo di industriali belgi, nel mese di dicembre del 1908, costituiscono una società denominata Société Anonyme Sucrerie Raffinerie de Pontelongo per costruire un nuovo stabilimento in Italia e decidono di costruirlo a Pontelongo. I belgi portano i capitali, le loro tecnologie e le loro esperienze maturate in 70 anni di lavoro nella industria saccarifera. La costruzione dello stabilimento di Pontelongo è favorita dalla presenza di capitali padovani e dall'azione concomitante dei due sindaci lungimiranti, direi, di Pontelongo e di Corezzola, che hanno lavorato per favorire la produzione della barbabietola. I soci Melzi d'Eril e Dazzara si sono impegnati per 5 anni a produrre le barbabietole in modo da garantire il funzionamento della fabbrica. Con la nascita dello zuccherificio e l'avvio dell'attività produttiva si registra anche un passaggio epocale da un'economia agricola a un'economia industriale. Nasce una classe operaia e si afferma con essa anche un modello sociale misconosciuto anche dagli storici italiani.
si conosceva il modello sociale del Marzotto, si conosceva il modello sociale dei Camerini, si afferma e si conosce il modello sociale del Belgio. Operai e tecnici provenienti anche dal Belgio realizzano, costruiscono le loro case in un unico quartiere. La società e lo zuccherificio sostengono e favoriscono la nascita di attività sportive e di attività culturali. Con la nascita e l'avvio dell'attività dello zuccherificio cambia l'intera economia, cambia l'agricoltura, ma vi è una nuova domanda anche in altri settori, cambiano i trasporti, vi sono nuove professioni, nuovi lavori, giungono ingegneri, giungono contabili, giungono impiegati amministrativi che prima non si conoscevano. Cambia anche la società, perché si esprimono nuove domande, vi sono nuove esigenze e nuovi consumi. Pontelongo conosce un'espansione anche da un punto di vista demografico. Si passa da poco più di 2.000 persone a oltre 4.000 residenti. Dopo il 1910, che è la data di inaugurazione di apertura dello zuccherificio, la seconda data per noi pontelongani importantissima è il 1927. Arriva un nuovo padrone, si chiama Ilario Montesi. Ilario Montesi nasce ad Ancona, figlio di un ferroviere, si sposta rapidamente e va a vivere a Torino, dove si diploma perito chimico e poi incomincia a lavorare prima in Lombardia e poi a Cavarzare. Subito dopo la inaugurazione di una distilleria che diventerà nel tempo la più grande d'Europa e verrà distrutta con i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Subito dopo Cavarzare si sposta a Pontelongo e diventa azionista principale della società Sucrerie e Raffinerie di Pontelongo nel 1927 e diventa e rimane proprietario dello zuccherificio di Pontelongo e di una costellazione di altre aziende dal 1927 al 1967 per ben 40 anni. Personaggio discreto Ilario Montese, ma molto importante e straordinario. Non soltanto è un manager aziendale, ma è un grande industriale saccarifero che si muove con grande abilità anche nei mercati finanziari di tutta Europa, a Francoforte come a Milano, costruisce industrie saccarifere in Italia come in Romania come nella stessa Germania. Prima ancora della costruzione dello stabilimento dello zuccherificio si era dato avvio a un altro grande cantiere, la nuova chiesa parrocchiale, questo all'inizio del Novecento. La chiesa parrocchiale diventa sede del vicariato e con l'aumento della popolazione si comincia ad organizzare il primo sistema assistenziale, l'asilo, si amplia il servizio scolastico, la casa di riposo e le attività sportive. Organizzate queste in particolare dallo stesso potere economico, dallo zuccherificio, che predispone, fa costruire una casa del fascio proprio sul finire degli anni 30. Con la nascita e lo sviluppo dell'attività produttiva dello zuccherificio si potenzia anche la ferrovia Adria-Pontelongo-Piove-Venezia, ma si sviluppa altresì il trasporto fluviale lungo il Bacchiglione e lungo le sue rive nascono e si sviluppano anche le cooperative di lavoratori che operano al servizio dello zuccherificio. Paradossalmente l'importanza di Pontelongo la si può anche dedurre dai pesantissimi effetti della Seconda Guerra Mondiale. 47 morti per bombardamenti, 73 feriti, 280 edifici distrutti, distrutto lo zuccherificio e danneggiato il mulino Camilotto, oggi mulino Rossetto ex Centanin, distrutti i collegamenti telefonici e telegrafici, 1400 persone senza tetto, 26 soldati morti in azione di guerra e poi mutilati, invalidi, orfani, internati nei campi di sterminio, prigionieri di guerra che ritornano dopo anni di sofferenze e di internamento.